Open Day all'Ombrosini di Favara, molta l'accoglienza che state dando alla tanta gente che sta con molta curiosità visitando la scuola. Un appuntamento che non è l'unico che riserviamo agli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, non è l'unico perché da diversi mesi proponiamo alle scuole delle attività perché ciascuno di questi ragazzi possa cominciare a scrivere il proprio progetto di vita. Lo facciamo facendoci collaborare dai protagonisti di queste giornate che sono i nostri stessi alunni di tutti i profili in uscita dell'istituto, quindi sia di enogastronomia che sala e vendita e accoglienza turistica, preparandoci anche ad una proposta nuova che parte dal prossimo primo anno per i nuovi iscritti, che è arte bianca e pasticceria. Chiaramente è un'occasione di festa per la scuola, quella di queste giornate, è una scuola che entra in fermento, diciamo un entusiasmo che i professori riescono a trasmettere ai ragazzi e che i ragazzi poi infondono anche negli adulti, nei corsisti che frequentano le classi dei corsi serali, di quelle occasioni in cui ciascuno di noi scopre che davvero ha tanta passione per questo lavoro, per questo istituto, che è una scuola intitolata Gaspare Ambrosini, che ha formato le maestranze per il settore della ristorazione in tutta la provincia di Agrigento e non solo. Questo riconoscimento, questo tributo a chi ha lavorato nella scuola prima di noi vogliamo darlo e vogliamo darlo con tutto il nostro impegno, cercando di essere punto di riferimento per la formazione specifica in un settore che è quello del turismo, che è il futuro della nostra terra, è il presente ma in modo particolare il futuro. Prima ci convinciamo di questo, prima i nostri giovani troveranno una strada che sicuramente li porterà lontano. Oggi la grande festa dell'Ambrosini vi aspetta, in giro troverete i vari laboratori aperti, tutte le cucine sono aperte, tutte le sale per farvi assaporare, farvi gustare e farvi vedere quello che sono capaci di fare i nostri alunni. Buon viaggio! Allora, Francesca Vaccarella, la tua esperienza la puoi dare qui considerando che tu sei stata una allieva e hai avuto anche un grande riconoscimento anche dal Presidente della Repubblica come alfiere del lavoro. Sì, esatto, è stato per me un onore essere stata insignita di questo premio dal Presidente della Repubblica ed è stato per me un onore aver portato in alto il nome della scuola con questo premio. I consigli dello chef. Allora, buonasera, io sono Calogero Capodici e diciamo che per me questa opportunità che si è presentata davanti così quasi per caso è stato veramente un traguardo molto importante per me. Io non solo voglio perseguire questo percorso diciamo come cuoco, poi chi lo sa magari diventare chef, mi occupo di turismo e quindi credo che sia la cosa più giusta e più essenziale che possa fare. La consiglio ovviamente a tante persone che non hanno potuto e avuto il tempo di perseguire questo diploma in questo bellissimo istituto. Davide Pisani, frequento questa scuola da 3 anni e consiglio vivamente questa scuola soprattutto per l'opportunità che dà e per le manifestazioni che si fanno soprattutto in questa scuola, che danno molte occasioni ai ragazzi sia di lavorare e di crearsi anche un futuro. Fabio Termini, sono un alunno dell'Istituto Alberghiero, ho scelto enogastronomia, sala e vendita proprio perché a me piace stare a contatto con la gente e renderla comunque soddisfatta nel momento in cui si sta anche a tavola. Mi chiamo Ronica Lorenza e frequento il corso diurno, l'indirizzo accoglienza turistica. Diciamo che quello che offre questa scuola è davvero tanto, quando già iniziamo a iniettarci nel mondo del lavoro ci permette questo di intervenire subito con le aziende ricettive, ci permette una volta proiettati nel mondo del lavoro di organizzare i servizi di accoglienza. Inoltre questo corso ci permette anche di prepararci ad acquisire delle competenze e conoscenze per quanto riguarda le figure come animatore turistico, guida turistica o anche per i lavori che vengono messi in atto nelle agenzie di viaggi. Sono Samuele Eliatropia, volevo condividere con voi un'opportunità che mi ha dato la scuola, quello di entrare nel magico mondo del teatro. È stata un'esperienza indimenticabile, bellissima e soprattutto appassionante perché ho scoperto un lato di me che non conoscevo.